partiamo con qualche video di una certa importanza in effetti. Infatti il Ministero della Salute ha appena emesso un pesante bollettino per il caldo di oggi e di domani e per il tutto il fine settimana. In effetti ci sono migliaia di comuni che comunque superano abbondantemente i 35 gradi, ma ci saranno anche molte città che toccheranno i 42 gradi se non di più. In effetti ci sono questi, diciamo, bollettini della salute che saranno per la maggior parte su tante città d'Italia, la maggior parte su Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Roma, Rieti, poi domani anche su Viterbo, Verona, Venezia, Torino, Napoli, Milano, Latina, Frosinone, Bologna e Bari. Quindi diciamo che sono molte città che hanno bollino rosso. Il Ministero della Salute consiglia giustamente di evitare, come dicevo già io in tanti video, l'esposizione al sole tra le 11 e le 18, ora in cui diciamo ci squagliamo di mano, brava. Dicono di bere molto, seguire alimentazione leggera, cose che avevo già detto io, e fare attenzione alla corretta conservazione dei medicinali, giustamente. Quindi oggi, da partire da oggi e fino a domenica, ragazzi, ci squagliamo. Quindi scappate dove potete. Il problema non è neanche, diciamo, i 42 gradi, in quanto sarà veramente umido e afoso, quindi la temperatura percepita non sarà 42 ma molto molto di più. Sì, però pure a mare comunque ci squagliamo. Puoi stare sotto il mare, tutto quello che vuoi, ma sembra cavolo fa. Quindi ragazzi, mi raccomando, bambini, donne, diciamo che sono incinte, anziani, l'impressione, non gli fa caldo, quell'impressione, sono le 8 e già fa caldo qua. Mi pare che già sto squagliando già alle 8. Figurati da mezzogiorno fino a 3 e quarto. Fino a 30, fino a domenica. Poi dice che al nord, come regola, dovrebbe piovere, quindi voi da una parte vi salverete. Pensiamo, non ne basta a pensare, grazie, ma esce il 7 e già faceva caldo. Cioè mi sono svegliato alle 7 ragazzi, già sudato. Ti fai la doccia è inutile che te la fai, tanto sudi un'altra volta. Dopo aver fatto la doccia hai sudato. Cioè ieri ho fatto la doccia fredda, ho sudato. Boh. Quindi ragazzi, massima attenzione a partire da da quest'oggi, diciamo. Oggi la vedo proprio nera. E ci sentiamo al prossimo video ragazzi, perché fa poco cavolo. Ciao, grazie, ciao ragazzi, ciao a tutti. E ma mangiare era buono proprio bene. Quindi da domenica coprifuoco ragazzi. Buona giornata a tutti.